Io vorrei proprio sottoporre agli amici, perché siccome abbiamo fatto un LP che si chiama Eccolo I qua, miei facciamo vedere la successi di copertina. ieri cantati oggi, penso che qui la metteranno questa. Ma come vedi è già consumato, ciò significa che anche... Si chiama, si vede bene, eccolo sì. qua. Vedete, si chiama Mario Trevi, i miei successi di ieri cantati oggi. E vi sono molto sincero, io per la verità avevo un poco paura, perché dico, chi sta morò per 25 anni, 28 anni, quanto so, perché la prima canzone che io ho cantato è stata nel 1958 e dunque sono passati esattamente 30 anni. 31 anni. 30 anni, 31 anni, insomma, no? Preciso. E allora che cosa è successo? Che io ho detto vicino a Augusto Visco, ho detto, senti, ma a forza mi puoi inguaiare? Mo mi la fa scoprire, eccetera, eccetera, perché chiaramente le cordi vocali sono un poco affaticate, stanche, perché figurate quante milioni di canzoni affaticate no, perché hanno cantato diciamo la voce quando più anni passano è come il vino, queste cordi vocali, chiaramente dici ma ti preoccupare, tu sei uno scattato malamente, vai pure, cacci tutto così, i soldi mo' ma poi te che te ne importa, pare che tu i soldi sui tuoi, i soldi dei miei, voglio fare quello che voglio, sto parlando sempre di Augusto Visco, che è il mio discografico, una volta ero padrone suo, poi sono padrone mio, insomma, va bene. E allora a un certo momento dico, vabbè facciamo sta prova. E ho incominciato a registrare le prime, cioè ho messo la voce sulle basi che lui aveva fatto perché è tutto nuovo e non ci sta niente, potevo solamente pensare che dice basta che Mario Trevi ha pigliato la voce, la coppia di canzone di 30 anni fa e l'ha mise in coppa a chi sta arrangiamento era Augusto Visco e mi dà un poco questa impressione. E una volta che io ho visto che la voce in grosso modo mi è stata diciamo fedele, a città vabbè facciamo sto disco e per la verità questa idea di chiamarli i miei successi di ieri cantati oggi è di Augusto Visco.